C'è che il 22 ottobre i veneti potranno esprimersi su un ampliamento dell'autonomia gestionale della regione. Il referendum consultivo è stato autorizzato dalla Corte Costituzionale dopo una prima impugnazione da parte del governo esecutivo nazionale che in zona Cesarini ha dovuto porre fine alle azioni di ostracismo e collaborare con Palazzo Balbi, fornendo l'assistenza che la prefettura è solita dare in ogni consultazione elettorale. Perché anche se è un voto esplorativo, resta sempre un voto, il diritto inalienabile e democratico dei cittadini di esprimere la propria opinione. La genesi del referendum consultivo è lunga ed articolata. 5 erano i quesiti posti all'origine, 4, quelli relativi a materia tributaria, sono stati dichiarati illegittimi dalla consulta. Resta vigente il primo, il più soft, potrebbero chiosare i detrattori di questa iniziativa deliberata con una legge del Consiglio regionale. Una legge votata all'unanimità, perché è difficile pensare che in Veneto, dove lo spirito autonomista è parte integrante della storia, ci possa essere qualcuno contrario ad una gestione meno centralizzata. Il termine federalismo, in riferimento al titolo V della Costituzione, è un refrain che catalizza i dibattiti politici da decenni nell'operosa, un tempo, locomotiva del nord-est. Vuoi che alla regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? È questo il quesito che si troverà nella scheda azzurra il 22 ottobre. Sì o no, le caselle da sbarrare a seconda del proprio orientamento. Seggi aperti dalle 7 alle 23. La proposta sottoposta al referendum sarà approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, se è stata raggiunta la maggioranza dei voti espressi. Proposta il che non significa tecnicamente che partirà un iter legislativo che affidi alla regione più autonomia. È solo una consultazione popolare che conferisce un peso politico di trattativa maggiore nel dibattito con lo Stato. Permette entro 90 giorni dall'esito referendario al Presidente della Giunta di presentare al Consiglio un programma di negoziati che intende condurre con l'esecutivo statale, abbinato ad un disegno di legge che recepisca iter e contenuti per l'autonomia differenziata. Finalità uguali ma modalità diverse anche per la Lombardia di Roberto Maroni, un terzo della popolazione italiana desidera avere maggiore libertà di manovra nel trattare alcune competenze, governare con un abito su misura delle esigenze di un territorio. Un cavallo di battaglia della campagna elettorale del secondo mandato del presidente Zaia, che ha già incassato una prima vittoria, essere riuscito a indirlo con la benedizione a metà estate di Palazzo Chigi. Il 24 aprile di quest'anno la firma del decreto ai sensi dell'articolo 2,1 della legge regionale 2014 e la convocazione dei comizi elettorali. Il sigillo sulla consultazione che da quel momento in poi sa da fare senza se e senza ma.